Chievo e Bologna si giocano tutto in questa gara. Il Chievo basta un punto per salvarsi, al Bologna no, dovrà soffrire ancora. È subito la squadra emiliana che si porta in avanti. Ecco Di Vaio in possesso di palla nell'interno dell'area di rigore. Bravissimo Yepes, splendido questo intervento sul capocannoniere del campionato. I gialloblu si riversano in attacco, in possesso di palla c'è Pellissier, il destro. Ha provato a girarsi il capitano, ma molto debole il suo tiro. Bravo Antonioli a bloccare in presa sicura. Ancora i gialloblu in fase offensiva al sinistro di Marcolini. Antonioli, ottimo ancora una volta il suo intervento, bravo a distendersi. Portiere del Bologna, inizia il secondo tempo. Chievo in avanti, spreca l'occasione Luciano che fa benissimo la triangolazione con il suo compagno di squadra e poi scarica il destro molto debole. Finisce a lato il colpo di testa di Bogdani su assist di Marcolini. Ancora il Chievo che pressa il Bologna nella sua metà campo. Il destro da lontano di Pinzi che sibila all'esterno della porta, difesa da Antonioli. Luciano prova ad accentrarsi, la palla dentro per Pellissier, cicca clamorosamente la sfera il capitano del Chievo. Il Bologna allora prova una timida reazione, siamo ancora sullo 0-0, prova a portarsi in attacco il Bologna e a chiudere la partita. Siamo nelle fasi finali del match. Di Vaio di pochissimo a lato, brividi per la porta di Sorrentino. Poi Farina fischia, è la festa del Bologna che ha la possibilità di salvarsi la prossima giornata, ma è soprattutto la festa del Chievo che rimane in Serie A. Il Chievo si salva, Di Carlo chissà cosa farà nella prossima stagione.